Buonasera a tutti ragazzi, queste qui sono le previsioni ragazzi per questa notte, diciamo così, va. Quindi in effetti come potete vedere ragazzi è dalla Toscana fino più o meno a Napoli, un po' alla Puglia della Calabria, quindi come potete vedere la Toscana, soprattutto il lato diciamo da questa parte qui a sinistra, poi ci sta la Campania, un po' su Roma e quindi poi un po' su Sassari più o meno da quelle zone lì. E diciamo che questa è la previsione ragazzi per le ore 19, quindi fra 15 minuti diciamo sarà dal satellite, questa è la previsione, quindi come potete vedere, come avevamo detto, è il centro e il sud, diciamo, dell'Italia, non tutta però, diciamo, questa parte è un po' centrale, diciamo, tra Toscana e Napoli, quindi però il lato, diciamo, non il lato Adriatico, ma il lato Tirreno in effetti, quindi da quest'altra parte, quindi Bari, Taranto, la Sicilia pure, nulla di che, solo un po' su Toscana, quindi su Roma, Lazio, Campania e su Firenze diciamo il lato questo qui qua, quindi già Umbria e Marche ragazzi non ne risentiranno diciamo. Poi ci sta questa previsione qui, questa è per le 19, poi c'è questa qui, diciamo questa che ora è ore 21, come potete vedere non cambia quasi nulla, si schiariscono un po' diciamo di più, però rimane sempre uguale a quella lì, quindi questo è giusto 2 ore dopo. Poi ci sta quell'altra lì ragazzi, l'ultima proiezione che ho potuto fare e questa è di mezzanotte, quindi come potete vedere si è schiarito un po' la situazione, però è rimasto più o meno invariato, quindi un po' sulla punta diciamo della Sicilia, ancora un po' su Napoli, sul Lazio, diciamo ancora così, quindi questa è la proiezione per mezzanotte ragazzi, quindi ripeto, quest'altra qui è quella delle ore 21 e la situazione è la stessa dalla Toscana fino diciamo alla costa calabrese un poco, poi quella di adesso cioè delle 19 e questa qui, quindi come potete vedere sempre dalla Toscana ad arrivare alla Campania e diciamo che in realtà in Nord Italia non è colpito proprio come pure diciamo Bari, Taranto, Palermo, Catania, quindi diciamo che è la parte centrale dell'Italia, non di più, quindi il nord no, il sud solo una piccolissima parte, quindi diciamo che è sta parte centrale proprio dell'Italia, però sempre il lato tirreno, non il lato adriatico, quindi la maggior parte sta sul lato diciamo tirrenico. Quindi queste qua sono le tre previsioni, quindi ripeto, ore 20, allora, ore 19. Questa è ore 21 e l'ultima è per la mezzanotte. Queste sono le tre ragazzi principali proiezioni sì, del satellite, quindi queste sono in tempo reale ragazzi, quindi l'ho fatto proprio in questo momento qua, queste tre foto con il mio meteo che ho sul cellulare che ho acquistato, quindi queste sono le ultime tre proiezioni che ho visto, quindi questo è diciamo quello per stasera, quindi la pioggia diciamo sarà dalla Toscana alla Campania, poi per la notte anche in Calabria, quindi è questa la zona, quindi Toscana, Roma, Napoli, Salerno e via dicendo, più o meno, un po' la punta della Sardegna, un po' la punta del Palermo, dove sta Palermo, quindi questo è dove ci saranno abbondanti piogge, quindi poi per il resto come a nord come pure Bari e Taranto ci sarà un, diciamo, un calo delle temperature, quindi dovuto alla bora che sta entrando, quindi però non pioverà a nord, quindi Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Val d'Aosta, Trentino, Liguria, perlomeno in queste zone ragazzi, Emilia Romagna non pioverà di nessuna maniera, quindi e poi anche il restante sud, lato Adriatico nemmeno, quindi
la Sicilia è giusto un po' la punta di Palermo e la Sardegna è giusto un po' su Sassari, ma niente di più, quindi una cosa così passeggera. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi e buona serata a tutti.